Buona giornata dalla redazione, buona giornata dalla Tarantola, buona giornata da parte di Mirko Villanova in studio. Le principali notizie: la Tarantola non è altro che una amplificazione degli argomenti che maggiormente ci interessano per quanto riguarda la nostra zona, cioè Conegliano, Vittorio Veneto, Quartier del Piave, su una rassegna stampa globale dai quotidiani del mattino. E allora andiamo ad iniziare augurandovi buon ascolto e vi ricordo che se volete comunicare con noi, se siete d'accordo, non d'accordo, se volete esprimere il vostro parere sull'argomento della Tarantola di cui poi parleremo, scrivete pure a venetoglobe.com. Ero un po' perso tra Gazzettino, Tribuna e Gazzetta dello Sport, che andiamo ad esaminare per quanto riguarda i titoli delle prime pagine. Cominciamo pure dalla regia, possiamo andare? Allora, il Gazzettino apre, lo mettiamo dritto così, il Gazzettino apre con Conte bis, sfida di Grillo sui tecnici, e non poteva essere altro, insomma, dopo quello che c'è successo e quello che è successo nell'ambito politico in Italia in queste ore. Il fondatore del movimento dice niente politici nei ministeri, ma poi frena. Dopo il via libera di Zingaretti e Di Maio, stamattina Mattarella conferirà l'incarico. Questo per quanto riguarda la politica. Ci va anche Angela Pedriva a parlare di Veneto, prove di asse rosso-giallo, il PD, 2 punti, di fatto già alleati. La continuazione è poi a pagina 11, sempre del Gazzettino. Un commento, un editoriale a firma di Carlo Nordio, questa mattina in prima e in 23esima pagina del Gazzettino, sul Viminale, e qui il Premier è un'eredità che scotta, il commento appunto di Carlo Nordio. 3 riquadri in prima d'apertura per le pagine interne: Treviso, visite mediche con lista d'attesa, provinciali per tagliare i tempi, se ne parla a pagina 2. A Verona, affitto non pagato per l'Hellas e per il Chievo Verona, rischiano lo sfratto dal Bentegodi. E poi l'Inter, il giorno di Sanchez, e ora è pressing per Vidal. È un Inter che si sta dando gran da fare, l'Inter di Conte, sembra proprio non scherzare. Si è aperta la mostra del cinema di Venezia, lo saprete, 76esima edizione, al via. Martel attacca il regista, poi si corregge, insomma c'è subito una polemica. Polanski, polemica in bella mostra, dice il titolo di Alda Vanzan questa mattina sul Gazzettino. Doveva essere la tradizionale conferenza stampa di apertura della mostra, quella solitamente sonnacchiosa in cui il presidente della Biennale Paolo Baratta dà il benvenuto a tutti, stampa estera compresa. Invece la polemica è stata tirata in bella mostra subito, da subito per così dire. La Vérité convince tutti per quanto riguarda la serata, cast stellare alla prima serata, e poi il personaggio Je suis Catherine Deneuve, ve lo ricordate? Questo era di una vecchia pubblicità, ma è entrato nel modo di dire, insomma, Je suis Catherine Deneuve, anche per chi non sa il francese come me. In questo film faccio me stessa, dice appunto Catherine Deneuve, che è una delle dive più acclamate del momento e non solo alla mostra del cinema di Venezia. Intanto si riapre il giallo di Isabella 90. Vi ricordate questo giallo? Penso proprio di sì. Il mistero delle ossa scoperte in una spiaggia polesana riapre il giallo di Isabella 90. Prima una mandibola, un paio di molari attaccati, poi un pezzo di bacino. E se fosse davvero lei, si chiedono adesso, se lo sono chiesti anche in procura a Padova, tanto che il PM Falcone, che ha coordinato le indagini sulla morte della donna, ha chiesto di verificare se quei frammenti possano proprio appartenere alla donna oppure no. Quindi staremo a vedere quello che succederà da questa inchiesta. È esploso nuovamente lo Stromboli, nuova esplosione con i turisti in fuga, una nuova forte esplosione ha provocato paura tra i turisti, cenere sull'isola ma fortunatamente niente danni. La chiusura è dedicata a 2 riquadri, il primo evidenziato per la Gran Bretagna, Brexit, lo strappo di Johnson, Parlamento chiuso, e poi la nave veneta Mare Ionio verso Lampedusa, vietato lo sbarco. La prua è rivolta verso Lampedusa, dove la Mare Ionio dovrebbe arrivare proprio quest'oggi, nonostante il divieto già firmato da Matteo Salvini.
Prima di tarantolarci ed andare a vedere l'argomento del giorno, quest'oggi della nostra tarantola, vi ricordo per comunicare con noi info@venetoglobe.com. Allora, la Tribuna di Treviso, come vedete, prima pagina, Castelli di Sabbia vietati, ordinanza del sindaco e a Cavallino interviene la Capitaneria. Incredibile. Castelli di Sabbia vietati, torno a leggere perché mi pare, scusate, merita un po', l'avevo vista prima e merita un po' di ampliamento, perché insomma se vietiamo anche i castelli di sabbia, andiamo a vedere perché comunque. Castelli di sabbia vietati sulla battigia del Cavallino, scoppia la polemica, ti credo, l'indignazione è di un nonno che dice: i miei nipotini richiamati dalla Capitaneria a rispettare l'ordinanza, mi verrebbe voglia di andare da un'altra parte. Non siamo contro i bimbi, ma il passaggio resti libero. Vabbè, allora se è per il passaggio che deve rimanere libero, pare abbastanza telimare al bando sul bagnasciuga, controlli della polizia locale a Caorle, non sapevo nulla di queste regole, multe da 1.000 euro, assurdo, insomma stupore e concerto tra i genitori in spiaggia, i controlli comunque sarebbero pochi. Ci hanno messo quanti anni per evitare di fumare in spiaggia? Quanti anni? Tantissimi, no? Perché sembrava che non si potesse, anzi tutti dovevano fumare in spiaggia. Per questa cosa ci hanno messo 20.000 anni, per questa che mi sembra insomma una cosa, castelli di sabbia, vietati 5 minuti. Resti umani ad Albarella, riaperto il caso 90, eccolo qua, vi dicevo, dal Gazzettino prima, anche dalla Tribuna oggi, a pagina 14 se ne occupa il quotidiano. L'apertura vera e propria è politica, PD e Movimento 5 Stelle, via al Conte bis, resta la lite sui ministeri, oggi al Colle per l'incarico, Zingaretti, una nuova sfida, dice Di Maio, onoriamo la nostra responsabilità, ma Grillo gela tutti e dice non vogliamo politici per i dicasteri tecnici, ancora da definire il vice premier o i vice premier. Allora, poi una serie di articoli e richiami per le pagine interne. Benazzi che parla di sanità in crisi, medici assunti, eccolo qua, scendiamo, medici assunti in corsia dal primo anno di specialità, poi abbiamo una mancata precedenza con uno schianto tra due auto, 6 feriti, una è grave purtroppo, poi a Salgareda anziani derubati dai finti vigili con il trucco dell'acqua inquinata, fate attenzione, non aprite le porte di casa vostra. A Santa Bona agenti aggrediti nel carcere minorile, allarme Sappe, questo per quanto riguardava questi riquadri che ci portano alle pagine interne. La foto che vedete in prima pagina è una foto che ci porta a parlare di bellezza, la bellezza di Treviso, oscurata dal parcheggio. Un SUV che ostruisce di prepotenza la visuale di uno degli angoli più belli della città, il canale dei Buranelli. È l'immagine che quotidianamente a qualsiasi ora viene regalata dagli stalli per la sosta libera in via Campana. Adesso per carità, è giusto che i parcheggi, insomma, tra l'altro è un parcheggio approvato questo, ufficiale, cioè è giusto che insomma sti parcheggi, però che si meriti una prima pagina perché questa macchina oscura una bellezza di Treviso, non so come la pensiate voi, ma a me sembra un pochino esagerato. I bordelli trevigiani, i documenti inediti sulla prostituzione, passo dalla bellezza di Treviso ai bordelli trevigiani. Ce n'erano 9, ci dicono, andiamo a leggere perché siamo interessati, negli anni 30 e 40 del Novecento a Treviso erano i postriboli che un'associazione rappresentava nell'ambito del Festival degli Antichi Mestieri in piazza Pio X, proprio questo weekend. In realtà regnavano squallore e sfruttamento, ecco i nomi delle tenutarie, tariffe ed orari, scrive Mazzoccato a pagina 18-19, 2 pagine dedicate appunto ai bordelli. Vabbè, allora, adesso andiamo sulla Tarantola, per quanto riguarda le nostre cronache. Come vi dicevo, la Tarantola è l'ampliamento di un argomento che riguarda soprattutto Conegliano, Vittorio Veneto e Quartiere del Piave, che sono un po' le nostre zone di competenza. Per il momento abbiamo amplificato e ampliato in questi giorni soltanto Conegliano. Cosa vuol dire? Che Conegliano è molto più viva di Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, cosa, no? Forse è molto più... ci sarebbe un altro termine per
per definirla, però insomma ci sono dei problemini che sembrano duri da risolvere, sembrano difficili da risolvere. Allora, nei primi giorni, martedì abbiamo parlato di strade, mercoledì pure, abbiamo parlato di via Vespucci, abbiamo parlato del blocco stradale del sottopasso ferroviario che viene chiuso in questi giorni. Vi ho detto che se volete esprimere il vostro parere lo potete fare attraverso info@venetoglobe.com. Oggi parliamo di questo argomento. Vai Enzo con l'inquadratura, eccolo qui. Anche qui mai avremmo voluto parlare di ciò, perché Méliès, e ci si riferisce al cinema di Conegliano, al cinema che finalmente avevamo, avevamo perché per il momento non ce l'abbiamo più, vertice con la banca, il sindaco Chies dice settembre sarà un mese decisivo. Se non sbaglio, l'amministrazione aveva detto anche un mese fa sarà un mese decisivo e anche il mese prima sarà un mese decisivo. Speriamo che settembre sarà il mese decisivo per il futuro del Méliès. Che cosa è successo? Per chi non lo sa, per chi magari dice Conegliano non ha più il cinema, perché poi è questa la notizia, insomma, che Conegliano non ha più il cinema. Se dobbiamo andare al cinema, inteso proprio come lo schermo grande e la gioia di vedere e di sentire benissimo, di essere proprio al cinema veramente, a Conegliano non c'è. Il Méliès è stato chiuso, è chiuso dal 22 gennaio, pensate voi, non è ancora aperto perché la situazione è andata complicandosi volta per volta. Si è complicata mano a mano anche con la situazione del teatro Accademia, perché diciamo che le cose sono andate per un momento pari passo e poi vi spieghiamo il perché, insomma. Andiamo a vedere, a dirvi che cosa è stata e come è andata a finire questa storia, o meglio, come sta per andare a finire questa storia, ci si augura. Il sindaco Fabio Chies mercoledì incontrerà una delegazione di Hypo Tirol Bank, l'istituto proprietario dell'immobile, se l'è aggiudicato la banca, per fare il punto sull'acquisizione del cinema di via Matteotti, chiuso da gennaio in seguito al fallimento dell'ex gestore Lampostil. La banca tirolese ha acquisito all'asta per 184.000 euro gli arredi interni ed è in corso la ricerca di un nuovo gestore che possa fare riprendere le proiezioni, evitando ai cinefili coneglianesi un'altra stagione in trasferta a Vittorio Veneto, Treviso o Pordenone. Ma tanto i coneglianesi sono abituati ad andare in trasferta, anzi sembra che andare in trasferta forse molte volte sia meglio, no? Al momento l'unica candidatura nota è quella della società con sedi a Roma e Milano, Notorious Cinemas, ma potrebbe esserci anche altri pretendenti all'acquisto e alla gestione del multisala. La riunione tra Primo Cittadino e Hypo Tirol Bank servirà proprio a fare chiarezza sul quadro. Ascolterò dalla banca lo stato dell'arte del cinema di Conegliano, ha detto il sindaco. Da quello che so, settembre dovrebbe essere il mese in cui si perfezionerà la vendita dell'immobile, in modo da far ripartire l'attività cinematografica in autunno. Questo il sindaco. Ricordo al sindaco e alla giunta, perché si erano espressi un po' tutti, assessori, non assessori, insomma dicendo basta, non è possibile, però vedrete che tempo un mese, tempo 20 giorni riapriremo il cinema. Conegliano non può stare senza un cinema e in effetti da 22 gennaio Conegliano ha dimostrato che può stare senza un cinema, volente o nolente. Tra l'altro ci va di mezzo e ci vanno di mezzo anche il gestore della pizzeria che è rimasta chiusa all'interno del Méliès, perché la cosina era anche bella, bellina, finalmente dopo anni di cinematografo al Teatro Accademia, dove il cinema non lo si poteva vedere, insomma lo si poteva vedere per i tempi andati, ma non come poi si sono sviluppati i cinematografi in questi ultimi anni. Finalmente avevamo avuto questo Méliès che, sì,
nel primo anno, nei primi anni, bellissimo, tutto bello, poi è andato un po' in decadence perché i titoli molte volte arrivavano con molto ritardo rispetto ad altri posti nella marca trevigiana e tu vai a chiederti del perché poi i coneglianesi emigrano e vanno a Silea o andavano a Vittorio Veneto a vedersi i film. Costava troppo avere probabilmente le prime visioni, no? Ecco, c'era anche la pizzeria, dicevo, all'interno, quindi la cosina era anche simpatica e carina. All'inizio della settimana si è rifatto sentire con un post su Facebook Gennaro Capparelli, il giovanissimo, 23 anni, titolare della pizzeria Rosso Peperino, che ha sede al piano terra del cinema. Lui dice: a causa della chiusura improvvisa del Méliès, anche la nostra pizzeria è stata travolta da questo enorme fiume di eventi molto più grande di noi, ti credo. Hanno chiuso tutto, quindi lì non ci andava più nessuno. Vediamo se c'è altro da aggiungere. L'auspicio, l'articolo del Gazzettino di oggi a firma di Anzanello, mi pare, Luca Anzanello, una cinquantina sono stati i pubblici messaggi di solidarietà e vicinanza arrivati al giovane imprenditore, soprattutto da parte di cinefili che pregustano di tornare a breve a godere dell'accoppiata cinema e pizza. Insomma, questo era il finale di questo articolo di Luca Anzanello. Vanno di pari passo Gazzettino e Tribuna, cioè nessuno dei due ha in questo periodo scoop giganteschi da una parte e dall'altra, vanno di pari passo perché le notizie poi insomma sono quelle. Diego Bortolotto sulla Tribuna, eccolo qua perché non si vedeva, questo è il pezzo, anche lui va sul Méliès, il titolare della pizzeria, il tono è un altro, cioè dà più spazio al titolare della pizzeria, noi travolti, dice il titolare, da uno tsunami. Questo è sulla vicenda del multisala chiuso, insomma, qui si fa soltanto il racconto appunto di Gennaro Capparelli di Rosso Peperino che dice speriamo si possa aprire al più presto. Sul Gazzettino si parla anche di quello che è successo appunto al cinema che ancora non abbiamo, che ancora non viene riaperto e quindi diciamo che da gennaio, allora da gennaio, contate voi quanti mesi sono oramai passati, Conegliano non ha un cinema e direi che per una città di 35.000 abitanti, non riusciamo a muoversi da questo 35.000 abitanti, chissà perché, non è bello non avere un cinema a disposizione. Fateci sto cinema perché altrimenti insomma siamo veramente sempre più tristi, sempre più tarantolati. E allora la tarantola continua, vi ricordo se volete esprimere il vostro parere su questo argomento, sugli altri argomenti che tratteremo o suggerirci quali argomenti trattare, info@venetoglobe.com. Avete visto i colori della prima pagina della Gazzetta dello Sport con cui più o meno chiudiamo, anche se oggi ci sarebbe da perdere un po' di tempo, però lo facciamo nell'angolo nostro sportivo quotidiano delle 19:40 sul digitale terrestre Caffè TV24, vi ricorderemo i gironi dall'eccellenza alla prima categoria. Vi dicevo, la Gazzetta dello Sport che vedete, Toro fai l'impresa perché questa sera Belotti e Zaza devono trascinare il Toro a Wolverhampton contro i Wolves, hanno perso 3-2 in casa, la situazione è abbastanza difficile. Il colorone giallo, bianco e rosso per Juve, maxi gol, ecco quanto valgono gli attacchi delle big con Ronaldo, il suo reparto offensivo resta dominante, Ancelotti si rende pericoloso grazie a Lozano, l'Inter temibile se rigenera Sanchez, sì perché Sanchez, questo signore qui, con tanto di cappello, è arrivato, è il nuovo acquisto, oggi si allena e Zamorano è sicuro, dice certo, qui rinascerà. Sorteggio della Champions, tutti ad inseguire Liverpool, City e Barcellona, diretta TV e gazzetta.it dalle ore 18 oggi pomeriggio. Ed infine Sarri vuole esserci col Napoli, cercherà di andare in panchina nonostante la polmonite che spera possa essere passata definitivamente e spera di potersi sedere sabato in panchina. Chi invece è stato dimesso dall'ospedale, siamo contentissimi, è Mihajlovic, è stato dimesso e domani si dice sarà allo stadio per la partita. Trattativa in salita per il Milan, è gelo con l'Atletico Madrid per Correa, salta tutto? Staremo a vedere. Come vi dicevo,
parleremo nelle cronache locali che ci accompagnano e vi accompagnano durante la giornata sui nostri canali, parleremo di questi calendari che sono usciti dall'eccellenza alla prima categoria. La tarantola finisce qui, se siete tarantolati o volete tarantolarvi o ci date gli argomenti, eccola lì che scende, beh ricordatevi info@venetoglobe.com. A tutti voi, buona giornata!